Sì, è come, sapete, come si chiama? Il turismo kid quando succede una cosa, turismo disastrale, come si chiama? Chiamavano turismo quando ivano a tagliare una nave con gordia, ammazzare una creatura, che tutte passavano turismo disastrale e ambientale. La gente passa, si diverte, guarda. Qui c'è un fiume chino per è? C'è il fiume Gela qui. Ah, è per chi viene del gioco? La deve mandare a livello mondiale. A livello mondiale, ed è a livello mondiale. Già lo è, tra una mezz'ora. Andiamo a vedere dove dicono i signori. Se ci fanno, solo che qua è transennato e non possiamo. Qua vedete pure sversamenti che dice che c'è qua nel frattempo guardiamo Munnizza, una bene nel frattempo, solo che qua mi sa che ci sono le piante e non si riesce a vedere. Vediamo un po' se c'è qualche spazio libero. Qua asfalti, vediamo un po' se vi posso fare vedere il fiume, ma il fiume qua non si vede. Come potete vedere nel frattempo Munnizza, una bene, qua ci sono covi, case abusive e siamo qua, come potete vedere, che ecco, vedete là quelle Oglio che già è affondato nei fondali, è affondato già, come potete vedere. E guardate in controluce, se riuscite a vedere in controluce i colori della, vedete, in controluce della petroliame che si è vomitata oggi in nottata. Guardate le onde proprio si vedono nere. E niente, siamo qua alla foce del, chiamiamolo fiume Gela, io lo chiamerei fiume Anic lo chiamerei. Ma cosa fai, dottore? Buongiorno, oh ciao Fabri, non a me, che fa? a YouTube. Com'è, che succede io? Poi sapete, Randicchia, un paio di tonnellate. Perché la mettere in capo tu? Un capotubo, un petrolio, un nasamento, un petrolio. Ciao caro, sto andando a vedere. Dimmi. Quando bruciavano 5 macchine ogni notte a Gela, tutto questo inquinamento non serviva. Che cosa avete fatto per poterlo eliminare? Non 5 lo so. macchine ogni notte si bruciavano completamente, gomme, benzina, tutte cose. Che cosa avete fatto? Non lo so. Ah, non lo sai, ora perché stai riprendendo qua? Deve andare la notte quando bruciano le macchine. Ah, vabbè, tu dimmelo quando bruciano qualche macchina. Io non è che lo Però so. valla a dire prima che bruciano. Io mi piazzo non già. so io che devo bruciare. E allora che vuoi che ti dica? Tu se me lo dici prima, io mi vado a piazzare là e li registro. La pompa sono finiti. E allà, ci vuoi spiegare, oh signore? I macchina non è che Com'è? A posto, magnifico. Tutto a posto? Quante Magnifico, tonnellate abbiamo magnifico. sprecato di petrolio? Questa è benzina che non si è potuta vedere. Esatto, non è sprecata questa crisi e poi aumentano. L'espresso non si è espresso del tutto, perché doveva dire pure che l'Anic non è che inquina Gela, l'Anic inquina il mondo. Tutto questo petrolio che vedete qua, tutto questo petrolio se ne va verso di là, che non lo voglio dire di quale paese se ne va, no? Quindi non è che per non inquinare bisogna chiudere Gela, cioè bisogna chiudere l'Anic per non inquinare, o bonificare, farla pulita.
Ma non solo l'Anice di tutto il mondo. Allora perché? L'inceneritore da Germania inquinano in Germania secondo voi? L'inceneritore da Germania inquinano il cielo. Non è che è un problema loro, è un problema mondiale. Come dicevo zio che in Donomus, che dopo apre storie, perché a parte l'inquinamento dopo antennistico, a parte l'inquinamento che deturpano il territorio, cioè si pigliare su Gareta chisti, i maracane si pigliare su Gareta, come all'epoca l'Anice si pigliava un terreno per fare che, guardate, panoramica di petrolio. Allora, Guarda, io sono venuto Esatto, venire qua. a vedere la situazione di Esatto. persona. ti hanno telefonato, ti ha... No, sai, ormai abbiamo Facebook, quindi Esatto. tutto gira alla portata di tutti. Però penso anche che questi tizi stanno un po' rompendo le scatole, perché va bene l'aria, va bene il territorio, va bene tutto, ci rimane l'acqua, sai benissimo che è giugno, certo. vorremmo andare pure a mare per Logico. divertirci un po'. Speriamo che risolvano la situazione nel vabbè, migliore ma dei modi. cioè, io penso che alla fine è stata risolta nel migliore dei modi, però che si può fare? Ormai il latte è versato, non è che Lo so, cioè, Salvatore, faranno... però bisogna trovare Certo. soluzioni soprattutto no, a ormai questi non c'è, problemi. cioè, allora, la soluzione bisogna trovarla che non doveva avvenire lo sversamento, o no? Giusto? E purtroppo a Gela È quello da manca cosa sempre un dipende. colpevole, capito? Sì, e da cosa dipende C'era il quello? paese Dalle senza- bonifiche. senza colpevoli. Dalle bonifiche e dal rimodernamento dopo di sta minchia di industria che ancora ma è... 60 anni che Ah, girano ma ci 60 sono, anni. giustamente. Esatto. Grazie Peppe, vado a spardare la telecamera di là. Com'è ragazzi? Turismo inguinistico? Ah, qual è la novità? Sversamento. La novità qual è? La novità? Eh? No, non ce ne sono novità. Quindi? Se vuole sapere la novità. Ah, Ormai ma non qua, ci si meraviglia più di niente. ma quindi- qua c'è un... è aperto qua, giusto? Sì. E io che sto facendo? Niente, si può entrare, è aperto, entriamo. Vediamo che succede. Registriamo nel frattempo a Munnizza, caro. Ah, la lista di riserva naturale verrà Ah, è riserva. Ho capito. settimana, tempo che i signori... Senza calpestare le cose buone. No, no, non calpesto l'erba, tranquillo. Occhio. Perché siamo la speranza dell'erba mediterranea. Com'è signori? Volete, prima che si sparda batteria, volete aggiungere qualcosa? No? Solo guardare lo spettacolo. No, è risolto cosa, piccole tonnellate di sversamento. esatto. Ma che Ciao. GPL, eh? Che cos'era? Benzina? No, petrolio, roba biologica. Roba che proviene dalla natura. Ecco qua signore. Petroliame sul mare, petroliame ovunque. Qua fusci strani, questo è un busto. Voi pensate che io quando ero piccolo ero convinto che il catrame fosse una sostanza che secerne naturalmente il mare. Pensa, quanto ero cretino. Pensa. Ora no, ora lo so che il catrame è dovuto agli sversamenti accidentali. Va bene. Dai, non andiamo a rompere le palle lì perché sennò... Vabbè, questo arriva fino a là, tutta la spiaggia, tutta catraniame che si biodegradabiliterà tra 2000 anni. Un tempo che arredda venda petrolio giusto, che è così, è il ciclo della vita, è così. Allora signore, io ora stacco la telecamera. Vuole dire qualche cosa? Non c'è niente da dire e basta vederlo, si commenta da solo. Quello che sta succedendo non ci sono parole, si commenta da solo. E ho fatto che dell'Espresso lei ho sentito dire, o giornale l'Espresso Sì, sì. che pubblicava una Sì, cosa sì. di Gela, Perfetto. che c'era fotografia ahí, Perfetto. dicono i 30 anni fa, no? Ma se per esempio chi ora si sapevano e venivano oggi, Tu sai, almeno questo sarà un incidente, cioè, chiaro, Vabbè, certo che non non ha c'è. niente a che vedere con quello che l'Espresso. L'Espresso ha pubblicato una cosa che aveva tanti anni fa. sì, cioè, sì.
Però dico, se venivano oggi pubblicavano questa fotografia, che è peggio di quella di 30 anni fa, o no? Sicuramente. Va bene, grazie signora. C'è un consigliere Siracusa, Oro Vongueto. Non lo so, va. Gente che si susi, gente che se ne va. Com'è Io non consigliere? capisco Allora perché i pizzerie succhini e i consiglio le comunale dimezziamo sono le vacanti. royalties, le dimezziamo le royalties. Dobbiamo azzerare. I pizzerie succhini e i Non consiglio c'entra comunale niente, sono uno sversamento vacanti. di petrolio che vanno ricercati se ci sono responsabilità, non c'entra niente con le royalties. No, vabbè, io infatti. Sono cose completamente diverse. Allora dimezziamo, no? No, li dobbiamo azzerare. Ah, azzerare. No, certo. Ho Perché capito. non c'entrano completamente niente, perché la raffineria di Gela non è che produce solo raffina il petrolio di Gela. E cosa c'entra allora? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Se le royalties non c'entrano. Le royalties Cosa sono una c'entra? tassa, ti ho detto tante volte, ho detto sempre, No, che è una tassa che c'è sulla produzione, sull'estrazione, non è sull'utile dell'impresa. E non Mettetelo sull'utile. E non è Visto nemmeno come sullo andiamo sversamento allora. Lo sversamento è un'altra cosa. Lo Ah, sversamento... non ci sono tasse sullo sversamento. No, sullo sversamento c'è, si colpiscono i responsabili se ci sono se ci responsabili. sono, certo. Compete a te o a me cercare No, di responsabili. no, io Cassa Reggio Sano. E compete a chi deve indagare, non è che compete né a me manca a te. E a chi compete? Ah, sicuramente all'autorità giudiziaria. La magistratura. allora. Sicuramente, se ci sono. Se non ci sono, come No, facciamo noi? ci sono, Oggi noi indiano. sicuramente come facciamo noi oggi a scoprire? Scusa. Va bene, grazie consigliere, Prego. grazie. Ciao. Quindi la signora Lotti. La signora Lotti, il procuratore. Ah, ma Signora Lotti, a lei la linea in studio. Ciao. Il pesce morto è Missù! Ancora a casa? Sì! C'è a foce do fiume, c'è uno spettacolo! A così va a passare un po' di tempo! Trovare il petrolio a foce! No, trovare il petrolio a foce! Trovare sì, spontaneamente! Ora dice hanno a fare una Truanic ora, perché dice che un puzzo è... Ciao ragazzi, oh ti vengo a trovare di nuovo. Tanto sei sempre qua, vero? Come fossi a casa mia ti vengo a trovare, va bene? Ciao.